Quinta corsa, premio Guitto, sono cavalli di 3 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, in 9 al via, 1 Dolce Nap SM, Lorenzo Baldi, 2 Dream Lady, Marco Stefani, 3 Durango, Vincenzo Piscoglio, 4 Dami Ferbigi, Andrea Bigliardi, 5 Delizia L, Antonio Galluccio, 6 Desio, Alessandro Gocciadori, in seconda fila 7 Dexter LZ, Antonio Di Nardo, 8 Dirgal Petit, Roberto Vecchione, 9 Duval Treb, Gianvito D'Ambrosio, rapporto di scuderia tra i numeri 3 e 4. L'errore di Durango, veloci, Dream Lady attaccato da Delizia AL, parte molto svelta la leva di Antonio Galluccio che prende il comando su Dream Lady, che probabilmente andrà subito a chiedere strada alla femmina. Intanto si tiene largo anche Desio, che sta arrivando sui primi 200 metri passati in 15 dalla figlia di Ideale Luis, che è al comando. Intanto Desio inizia a intensificare l'azione e a presentarsi, ma Marco Stefani vuole andare in testa lui con Dream Lady. Delizia L è ancora in vantaggio, 39 i primi 4, ma Antonio Galluccio rimane al comando con Delizia L, estrema outsider, e quindi deve risistemarsi secondo. Dream Lady su Dolce Nap SM, che è affiancata da Desio, 600 in 46, siamo al passaggio davanti alle tribune, con in vantaggio sempre Delizia AL davanti a Dream Lady che fa mezza ruota su Desio, poi Dolce Nap SM a precedere Dami Ferbigi. L'errore intanto di Ergal Petit che viene squalificato, 1-1 il primo giro, 32 il secondo quarto. Delizia L è ancora in vantaggio con un determinato Antonio Galluccio. Dream Lady si tiene sempre a destra libera per anticipare Desio, che si butta di galoppo al chilometro, il favorito. Intanto c'è l'allargamento di Delizia L, colpo di scena, si trova a sorpresa al comando Dolce Nap SM su Dream Lady, che alla fine se la fa anche di fuori perché viene infilata di dentro da Dami Ferbigi. Intanto ha preso il largo Dolce Nap SM, ha approfittato della situazione la Saura di Lorenzo Baldi e da una ventina di metri di vantaggio a 200 metri dalla conclusione è Dexter LZ quello che prova l'inseguimento. Ultima curva passata in 15,6, retta d'arrivo Dolce Nap SM, ormai vantaggio incolmabile su Dexter LZ che finisce forte, poi Desio che torna, vince Dolce Nap SM davanti a Dexter LZ, poi terzo Desio che non sappiamo se sia stato squalificato, al quarto Duval Treb, 1,17,6 la media per Dolce Nap SM, questa Saura da Napoleon Bar, guida e training di Lorenzo Baldi per la scuderia del Baronetto, che non ha rubato assolutamente niente, era lì terza alla corda, si è trovata al comando, ma è finita molto bene. La rivediamo, l'elegante femmina che viene a vincere la Quinta di Bologna.